2020. In questo speciale entreremo nel mondo dei veneziani durante la festa la più bella della città e dell'anno, la festa dei Foghi, la festa del Redentore, che rievoca dei momenti bui, dei mesi terribili, i mesi della peste nel Cinquecento, e la grande esultanza che è seguita alla fine di questa peste. Giorni che ricordano in qualche modo quello che stiamo vivendo noi oggi con il Covid, e anche per questo forse questa festa acquisisce particolare forza in questa edizione. Cominceremo con l'apertura del ponte votivo il venerdì, ci sarà il commento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e anche il commento del patriarca Francesco Moraglia. Vi mostreremo le tavolate, poche quest'anno perché i Foghi non ci sono stati, ma sono comunque le tavolate della tradizione veneziana, in cui soprattutto i giudecchini si sono sempre riuniti per festeggiare il Redentore. Ci saranno quindi i loro commenti. In questi giorni cercheremo anche di raccontarvi e rievocare gli anni bui, i mesi bui della peste con Alberto Toso, l'uomo delle leggende veneziane. Poi ci sarà anche Fra Riccardo che vi racconterà qualche dettaglio della chiesa del Redentore, e poi ci sarà il terzo giorno, quello dedicato alle regate del Redentore. Nel cuore dei veneziani è sempre stata la festa più amata, la più antica, fedelmente tramandata fino ai giorni nostri, la festa dell'estate e della grazia ricevuta. Il Redentore è un'irripetibile mescolanza di sacro e profano che si manifesta, come per incanto, in un ponte di barche lungo oltre 330 metri, il famoso ponte votivo. 443 anni di processioni e pellegrinaggi, migliaia, decine di migliaia, probabilmente milioni di piedi di pellegrini che lungo i secoli hanno percorso il ponte di barche lanciato tra Venezia e la Giudecca. In quest'anno così particolare, Venezia non rinuncia a celebrare il Redentore a ricordo della pestilenza del 1575-77 e, come ogni anno, anche quest'anno Insula ha gettato il ponte che per una manciata di ore unisce Venezia alla Giudecca. Ma il ponte che oggi unisce le Zattere allo Spirito Santo con l'isola della Giudecca non ebbe sempre questa posizione. Il primo ponte, quello del 1577, unì infatti direttamente Piazza San Marco con il luogo sul quale sarebbe sorta la chiesa del Redentore, e fu sostituito per un certo periodo negli anni successivi da due ponti, uno che univa San Marco con la punta della Dogana e l'altro che univa appunto le Zattere con la Giudecca. Incaricato di progettare la chiesa dopo il voto espresso dal Senato fu Andrea Palladio, che era in quel momento proto della Serenissima ed era impegnato nella costruzione della vicina chiesa di San Giorgio Maggiore. Andrea Palladio è l'architetto che più di ogni altro nella storia ha influenzato l'architettura mondiale. Non male per il figlio di un mugnaio padovano che si chiamava Pietro della Gondola e la cui madre era Maria e Assotta, la zoppa. Né peraltro il Tempio del Redentore è l'unico costruito per un voto fatto a seguito di una pestilenza. Proprio di fronte, una cinquantina d'anni dopo, fu iniziata a edificare la Chiesa della Salute, che rimanda direttamente a un'altra ricorrenza, quella del 21 novembre, con la costruzione di un ulteriore ponte votivo che in questo caso attraversa il Canal Grande, e senza dimenticare che sono tre le ricorrenze veneziane che fin dai tempi dei Dogi ricordano la pestilenza, perché la terza ricorrenza avviene il 16 agosto ed è quella di San Rocco, è il giorno del santo, le cui spoglie riposano in città, che ha una sua scuola grande importantissima e che ancora oggi la confraternita celebra con un allestimento che può essere percorso appunto il 16 agosto. Dunque tutto ebbe inizio con un contagio che la Serenissima intendeva sconfiggere con qualsiasi mezzo. A Venezia con molta facilità ogni storia diventa leggenda e non potevano mancare più storie e quindi più leggende legate alle pestilenze. Ma ve n'è una in particolare che è legata alla peste del 1575, quella che poi porterà all'edificazione della chiesa del Redentore. Ed è una storia che avviene in un luogo particolare della città, il ghetto.
Il ghetto, che era stato istituito pochi decenni prima, nel 1516, viene investito, così come il resto della città, dal morbo della peste, che uccide tutti, indifferentemente. Ma una cosa terribile accade all'interno del ghetto, perché da un certo momento in poi a morire di peste sono solo i bambini. E Rabbi Sterhel, il rabbino della comunità, è disperato. I libri che ha letto per una vita intera non gli danno risposte, non riesce a darci pace per quanto sta avvenendo, e studia e prega finché una notte ha un sogno che è anche un po' una visione. Il profeta Elia gli compare ai piedi del letto e si complimenta con lui per la costanza con cui si è messo alla ricerca, e lo invita a seguirlo. E volando sopra la laguna, sulle ali di questo sogno, il rabbino raggiunge col profeta l'antico cimitero ebraico del Lido per assistere di lì a poco a uno spettacolo straordinario, ovvero agli spiriti dei bambini che, uscendo dalle sepolture, iniziano molto giocosamente a rincorrersi tra le lapidi. Rabbi Sterhel si sveglia, è mattina, è nel suo letto e per tutto il giorno ripensa a questa visione alla ricerca di una chiave di lettura. Verso sera ritiene di averla trovata e chiama un suo discepolo e lo invia, gli chiede di andare al cimitero e di rimanere lì per parte della notte. Gli dice che ad un certo punto della notte, e così avverrà, gli spiriti dei bambini usciranno dalle sepolture e inizieranno a rincorrersi e a giocare tra di loro, e che lui dovrà essere così coraggioso e così lesto da strappare a uno di loro il tachrichim, il sudario, il velo mortuario con cui venivano avvolti i corpi. Tutto ciò avviene, e una volta avuto questo sudario, questo lenzuolo, Rabbi Sterhel lo piega, lo mette sulla sua scrivania e aspetta per ciò che resta della notte. Alle prime ore del mattino sente picchiettare alla finestra del suo studio. Fuori c'è il bambino che gli chiede che gli venga restituito il sudario, perché senza il tachrichim non può ritornare a riposare nella tomba. Ma il rabbino è risoluto a non darglielo se prima non conoscerà la verità, ovvero perché nel ghetto siano solo i bambini a morire. Il bambino, vista la necessità di riavere il suo sudario, gli rivela ciò che è avvenuto, e ciò che è avvenuto è terribile. Una giovane coppia del ghetto ha ucciso un figlio neonato e ne ha nascosto il corpo seppellendolo sotto una scala interna in una delle case del ghetto. Rabbi Sterhel accusa il colpo, ma restituisce subito il sudario al bimbo, che può quindi tornare a riposare con gli altri, e per il giorno stesso convoca questa coppia degenere davanti al consiglio della comunità. Una volta assicurati i due alla giustizia, racconta la leggenda, più nessun bambino ebbe a morire di peste fino alla fine della pestilenza nel 1577, e anzi la leggenda si spinge ben oltre, perché dice che fino alla fine della pestilenza più nessun ebreo del ghetto ebbe a morire per il morbo. Sorprendono le analogie tra la peste del 1576 e il coronavirus del 2020. Uno smilzo corteo di autorità civili attraversa il ponte dove, ai piedi del Tempio, incontra il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Mi sembra che ci sia un'anima spirituale in questo primo inizio della festa del Redentore, col momento di adorazione eucaristica e di evangelizzazione di strada, che dà un qualcosa di diverso rispetto agli altri Redentori, magari più frequentati dal punto di vista del concorso della gente, ma magari più estroflessi verso l'esterno. Adesso è una festa del Redentore che ci obbliga a rientrare in noi stessi, ed è quindi in linea con quella che è la realtà che stiamo vivendo dolorosamente da mesi e che non sembra essere del tutto risolta. Il Redentore, come Salvatore della città e dell'umanità, vale oggi come valeva nel 1575-76, e che cambiano i tempi, cambiano le generazioni, cambiano le culture, l'uomo progredisce, ma l'uomo rimane creatura, cioè rimane un essere fragile. Ed è proprio ripartire dalla fragilità dell'uomo, considerato come
realtà sociale che ci permette di ripensare uno stile di città, ma anche qualcosa che va oltre le città. Io penso alla politica nazionale, ma penso anche alla politica internazionale, in cui bisogna mettere al centro l'uomo partendo dalle fragilità dell'uomo. La Basilica del Redentore, progettata con classica semplicità da Andrea Palladio, quando la fede era l'unica salvezza, continua ancora oggi ad essere meta di pellegrini e devoti. E da quel momento in poi i Cappuccini sono rimasti insediati qui in quest'isola fino ad oggi. Quindi stiamo parlando di circa 500 anni scarsi che i Cappuccini vivono qui a Venezia, nell'isola della Giudecca. Comporta l'essere innanzitutto disponibile ai nostri parrocchiani, agli abitanti di quest'isola, appunto di coloro che vivono qui, perché il nostro primo impegno, appunto essendo parrocchia, no, di quest'isola, è quello di prendersi cura di chi vive in quest'isola. E poi però accanto a questo anche l'accoglienza dei pellegrini, di chi comunque viene a visitare la chiesa. Diciamo che il periodo di maggior afflusso è proprio quello, no? Che cade sotto la festa del Redentore. Stiamo cercando di viverlo come l'abbiamo sempre vissuto, cercando di dare il massimo di noi stessi, cercando di essere il più accoglienti possibili, cercando di rendere questa festa qualcosa di importante, ma non soltanto a livello temporale, ma soprattutto a livello spirituale, perché comunque è una festa che è nata da un atto di fede fatto dai politici del XVI secolo, quindi un atto di fede in colui che comunque ci ha salvati, ci ha liberati dalla peste, come dicevamo appunto in quell'occasione lì, ci ha liberati da un flagello che aveva colpito la città nel 1600, come dicevo, come ci ha liberati in quel periodo, può liberarci anche adesso, può liberarci appunto da tutto ciò che ci può colpire, che ci colpisce e che mina comunque anche la nostra libertà. E anche oggi chi governa la città, il sindaco Luigi Brugnaro, pur di fermare l'epidemia è pronto a tutto, anche a cancellare lo spettacolo pirotecnico, simbolo della festa. Sinceramente non so se sia quella giusta, perché i dubbi io ce li ho sempre. Sicuramente il tasso di contagio c'era e il governatore Gazzaia ha fatto una gestione ottimale di tutto il sistema, di tutta la pandemia. Lui stesso ha fatto un'ordinanza il lunedì, io non potevo non essere in coerenza con le sue decisioni. Il tasso di contagio è passato da 0,4 a 1,6, sono dati scientifici questi, non si può neanche immaginare di dover mettere neanche tepidamente a rischio la vita di nessuno, anche solo ipoteticamente. Per cui abbiamo sofferto, la decisione è molto sofferta, perché per me, io la vedo da piccolo, è una cosa che noi la sentiamo tantissimo tutti quanti, per cui per me è un magone anche adesso vederla e pensare che domani non ci sono, continuo ad avere il magone, non è che non sono un trionfalista. Però andava fatto così, punto, per forza. Al prossimo anno, vi garantisco, faremo una roba esagerata, per cui... E questa è una promessa, che io sono in bacino con lo so di sicuro. E poi sul ragionamento del resto invece penso che, da quello che mi hanno detto anche tanti amici albergatori, non ci sono state disdette, la gente ha riempito la città, c'è un tasso del 30-40%, insomma quello che mi hanno dichiarato tanti albergatori così in maniera più o meno riservata. Bella gente, ho visto belle persone, belli italiani, tedeschi, austriaci, belle le famiglie, i bambini, ho visto di nuovo i bambini giocare in Piazza San Marco, oggi ero lì, insomma c'è un clima diverso ma di grande concordia, di grande cordialità. Dico alle persone che volessero anche durante la settimana fare qualche giorno, 2, 3, 4 giorni a Venezia, magari vanno in spiaggia al Lido, credetemi, lo dico alle persone che magari venite a Venezia perché è un periodo bellissimo, c'è spazio, prezzi anche abbordabili, non succede più. Sarà un redentore di romanticismo, di riflessione, ma anche di festa, insomma. Il
nostro viaggio nella festa più popolare dei veneziani prosegue con le tavolate lungo la Giudecca, soprattutto la fondamenta della Giudecca, che è il cuore della festa del Redentore, e poi ci sono state delle band che su delle piattaforme hanno offerto musica lungo il Canal Grande, nulla comunque rispetto alle edizioni bellissime con i fuochi degli anni precedenti. È stata una festa più raccolta, una festa dove i veneziani hanno vissuto l'ebbrezza del Canalasso e la frescura dell'estate, un po' come si faceva nel Settecento e nel Seicento e nel Cinquecento, da prima che arrivassero i fuochi. Una festa senza i fuochi e dunque senza l'invasione ordalica di foresti. Il Redentore 2020, organizzato dal Comune e da Vela, ricrea il senso di comunità, le tavolate in riva alla Giudecca, mangiando sarde e bovoetti. Non esiste festa senza cibo e a Venezia non esiste festa senza cibo tipico. Per il Redentore sono celebri le lunghissime tavolate che corrono lungo le rive, che stanno sulle barche, sulle quali si ritrovano gli amici a condividere dei piatti che fanno parte della tradizione popolare, come le sarde in saor o i bigo in salsa, o che sono tipiche e espressamente preparate per la notte del Redentore, come l'anatra ripiena o gli immancabili bovoetti, le chiocciole appunto marinate. C'è un altro piatto tipico che però viene preparato a novembre per un'altra festività legata alla pestilenza, quella della salute, che è la castradina, che è fatta con carne di montone e che ha anch'essa una sua filologia, perché proprio all'epoca del contagio la carne veniva fatta arrivare dall'altra parte dell'Adriatico. Ma questa è davvero un'altra storia gastronomica. Nella notte famosissima anche le barche si vestono a festa, con palloncini luminosi e frasche, mentre ad accompagnare il naturale rollio è la musica delle galleggianti, tornate in laguna dopo decenni di assenza. Tradizione veneziana molto antica è quella dei freschi estivi, musica che dalle barche si diffonde un po' ovunque per passare tranquillamente il tempo serale delle calde notti d'estate. Una tradizione che ha prodotto anche una cultura musicale, quella delle barcarole, alla quale diedero il loro contributo musicisti famosissimi come Offenbach o Simone Meir, che fu il maestro di Gaetano Donizetti. Regina incontrastata dei freschi veneziani è sempre stata la gondola, che noi conosciamo oggi libera da qualsiasi copertura, ma che in passato aveva il felze, la classica calotta che noi conosciamo come invernale, divenuta peraltro nei secoli assolutamente alcova e culla d'amore, ma che nasce curiosamente anche nel nome per via dell'estate, perché felze è la trasformazione veneziana della parola felce, perché durante l'estate, durante i freschi, le gondole venivano coperte appunto e riparate quindi le persone dal sole utilizzando delle frasche e delle felci. Fra i vari aneddoti che si possono raccontare sulle gondole e sui freschi estivi ve n'è uno che riguarda il musicista Benedetto Marcello, non tanto come compositore quanto proprio come persona, perché un giorno che era nel suo studio, nella sua casa lungo il Canal Grande, sentì una voce soavissima raggiungerlo dalle finestre. Una cantante stava eseguendo un brano a bordo di una gondola sul Canal Grande appunto. E lui si innamorò di quella voce, chiamò i suoi servitori e fece avvicinare di corsa la gondola, e essersi innamorato della voce e innamorarsi delle fattezze di Rosanna Scalfi, così si chiamava quella cantante, fu un tutt'uno. E lui, quella cantante, se la sposò. E malgrado lui fosse nobile e lei non fosse nobile, fu un matrimonio assolutamente d'amore che avvenne complice un fresco estivo. Per tutti un Redentore mai vissuto prima, o forse il tuffo in un ricordo lontano.
prima del turismo di massa. Di quando ero bambino era così. Aggiungiamoci qualche tuffo in acqua, qualche corsa con i vigili perché tuffarsi in acqua non si può. Comunque la calma che c'era sull'isola era questa. E poi ovviamente avevamo la meta di aspettare i fuochi, che era quella che teneva viva la serata, che quest'anno manca, però devo dire che comunque l'atmosfera è bella e piacevole. Era una festa molto locale, molto nostra, quindi con meno turisti, meno presenza di turismo di massa. È una tradizione che ormai da anni e anni noi qui in questa zona del Rio del Ponte Lungo alla Giudecca, noi ci troviamo qui tra amici, famiglie e non a caso siamo proprio davanti a una famiglia che è da decenni che ci troviamo proprio in questo punto. È praticamente dal 99 che festeggiamo la festa del Redentore sempre allo stesso modo, quindi in Giudecca con mega tavolate messe fuori. Quest'anno non ci sono i fuochi, però abbiamo deciso di fare la tavolata lo stesso, con richiesta al comune, ufficiale, quindi siamo anche autorizzati e abbiamo anche il disinfettante. Di solito i giudecchini la vivono molto questa festa, infatti sono sempre tutti molto allegri e c'è anche un detto come che è ansia da Redentore, perché ai giudecchini già da prima gli viene l'ansia di organizzare, deve essere tutto perfetto, deve essere tutto bello, tutto divertente. È una tradizione, ci piace un sacco, veniamo ogni anno, è bellissimo. È un peccato che quest'anno non ci siano i fuochi, però l'atmosfera è sempre bella. Immancabile sarebbe la festa in barca, stare in barca tra amici, così. Oppure appunto qui in questo caso sulla riva, tavolate o in casa, sempre assieme ad amici, con i mangiari tipici, sardelle saor, bovoetti. Questo è uno dei più bei redentori che mi sono passato tranquillo e beato nella mia città e me la sto godendo tutta. 75 anni che faccio il Redentore, 5-6 anni ho iniziato e abbiamo sempre continuato. Che non mi fido. È vero che ti mi piaci davvero. Adesso dici ti, se mi piace un po' con calma di me decidi. Tra pochi minuti comincerà una delle regate più spettacolari di Venezia. Come vedete alle mie spalle ci sono due rive, quella delle Zattere e quella della Giudecca. È un'occasione unica per vedere una competizione anzi tre competizioni che anticipano la regata storica. È in queste tre regate che si vedranno i campioni o quelli che si cimenteranno e che forse emergeranno tra i primi tre posti della regata storica. Poi naturalmente ci sono sempre le sorprese. Non c'è festa veneziana che non colga l'occasione per una competizione di barche. Anche il Redentore ha la sua regata, che conclude la domenica pomeriggio le celebrazioni profane prima della messa solenne in basilica. La gara è per giovanissimi su pupparini, uomini su pupparini e uomini su gondole. Bene, anche perché comunque abbiamo avuto la presenza massiccia, sicuramente molto più numerosa degli altri anni, del pubblico lungo lo fondamenta, ma anche in barca a seguire con gran tifo soprattutto la terza delle tre regate, che è quella dei VIP, e che già hanno dimostrato quale sarà l'Olimpo il giorno della regata storica. Questa è stata anche la regata dell'accoppiata Vignotto padre-figlio, no? Quindi è emerso un giovanissimo in qualche modo che è diventato VIP. Certo, sicuramente, diciamo che con questa regata ha confermato quello che aveva già dimostrato. Lo scorso anno arrivarono secondi in questa regata e comunque hanno già accreditato la loro presenza nella regata storica in modo stupefacente, quindi è un giovane che entra. I giovanissimi come sono andati? Sono emersi dei talenti? Ma i giovanissimi sono quelli che ci danno più soddisfazioni di tutti,
perché comunque a differenza dei gufi che dicono che tutto è morto, che i giovani no, in realtà con la prova di oggi, ma non soltanto di oggi, tutta quella che è la stagione, vediamo che comunque ci sono le new entry che incalzano invece quelli che escono dalla categoria per approcciarsi alle categorie più grandi. Anche Zaniol che è diciamo assieme al figlio Vignotto, Zaniol è praticamente una new entry eccellenza che vince lo scorso anno la regata di Santi Giovanni e Paolo per i giovanissimi e addirittura arriva in bandiera il giorno della regata di Murano, dove praticamente i più forti soltanto la possono accreditare. E quest'anno nella regata del Redentore la coppia ha una nuova formazione, Zagnola Pupa comunque si è riconfermato pur giovane ma grande, abile stratega, e sono arrivati in bandiera anche quest'anno. Comunque ecco la dimostrazione del discorso che facevamo prima, i giovani ci sono e addirittura anche diciamo così impauriscono i più esperti che stanno già da qualche anno diciamo davanti nelle posizioni quelle che primeggiano diciamo. I giovani ci sono e sono preparatissimi, attenzione perché ne stanno continuamente entrando. Quest'anno poi in questa stagione i giovani hanno incrementato ancora di più e le nuove coppie, cioè quelle appena entrate che quindi si affacciano a un mondo che gli è ostile tra virgolette agonisticamente per la preparazione eccetera, hanno dimostrato invece di essere veramente non solo sapienti ma capaci. Commento tecnico su questa regata, come vi è sembrata? Beh, è stata un po' dura, però ce l'abbiamo fatta. Sapevate che avevate la possibilità di vincere, o pensavate di arrivare ultimi? Sì, però non diamo mai niente per scontato, insomma. Quando siamo in campo di regata diamo tutti noi stessi e se arriviamo primi siamo più che contenti. Insomma. Per la regata storica contate di arrivare primi? Si spera, ma niente mai è certo. Ci alleneremo duro. Qual era il nemico, l'avversario che maggiormente temevate? Il Canary, e ancora temiamo. Abbiamo già capito come andrà, insomma, la regata, ok? Speriamo bene. E non avete vinto, pensavate di vincere? L'aspettativa c'era, sì. Però una certa mi sono capottato all'altezza dello Stucchi e quindi la barca dopo di conseguenza è andata un po' per conto suo. Quindi un errore tecnico? Ciao Dio, sì, errore tecnico capita in regata. Chi ha vinto ha detto che vi temeva come avversari, quindi per la regata storica sappiamo già il duello tra chi sarà. Sarà una bella sfida là, ce la metteremo tutta quanta, tutti quanti. Naturalmente felicissimi di questo primo posto, un commento tecnico. Niente, il numero non era dei migliori, abbiamo fatto fatica un po' in cavata per riuscire a prendere la prima posizione e per poterci prendere poi la riva e niente, siamo riusciti a venire fuori bene, a fare un'ottima cavata e a prenderci la posizione che dovevamo prendere insomma. Siamo riusciti ad andare sotto riva e tutto è andato bene. Però avreste potuto fare un tempo migliore? Sì, dopo una volta avanti fai un attimino, controlli la regata, non è che ti metti a fare il tempo, sei primo, controlli sempre dietro, non fai più distanza. Delusi? No, siamo contenti, è la prima gara ufficiale che facciamo assieme e non ci siamo neanche preparati tanto, quindi va bene così. Pensate che nella regata storica andrà meglio? Si spera sempre nel primo, bisogna sempre puntare al primo. Questo chiaro, però insomma vi state preparando per quello. Secondo voi possono essere vinti quelli che hanno vinto adesso? Sì, possiamo migliorare sicuramente. Dal punto di vista tecnico com'è andata sta regata? Avete fatto degli errori? No, abbiamo fatto quello per cui ci eravamo preparati e sappiamo dove dobbiamo lavorare per migliorare, insomma. Adesso. Vedo dal sorriso che avete già capito tutto. Bisogna sempre dare fino alla fine. Andiamo in storica allora. Durante il Covid siete riusciti ad allenarvi? In realtà no, siamo un mese e mezzo, quasi 2 di allenamento. Siete rimasti delusi? Riuscivate? Un po' perché eravamo là, sono scivolato io 2 volte, se no potevamo giocarci la testa della regata. Però dopo anni d'assenza siamo contenti. Quindi in storica ne vedremo delle belle? Speriamo, bisogna.
questo era un step importante per noi per la riconferma. Abbiamo il problema di riconfermare le vittorie l'anno scorso e non è facile riconfermarsi. Pertanto adesso penseremo piano piano a Palestrina e poi arriverà anche la storica. Un'analisi tecnica di questa gara. Allora, una partenza fatta molto bene, una fase di passo controllata e poi una bella fase di chiusura. Sensazioni buone e niente, adesso alla prossima regata Palestrina, 2 agosto e poi il grande appuntamento, la regata storica. Vignotto gareggiava col figlio, quindi insomma non è stato proprio un duello perfetto, no? Il Vignotto è sempre un grande campione, mai da sottovalutare nessuno. Noi, come ha detto Andrea, siamo i vincenti della stagione scorsa di tutte e 4 le regate e quindi noi puntiamo ovviamente a vincere, però sempre con umiltà e cerchiamo sempre di divertirci su ogni allenamento e ogni regata, insomma. Siete arrivati secondi, quindi insomma se il bel tempo si vede dal mattino, per la storica come la vedete? La vediamo che puntiamo intanto a qualificarci, anche perché questo secondo sì, è stato un po' inaspettato, però meritato. Pensava A arrivare tra i primi 4. Quindi. Vignotto in effetti era col figlio, quindi era un po', non era proprio al massimo, no? Sì, però penso che anche Mattia sia forte perché meritano tutto anche loro. Sì. Sono giornata forse un po' sottotono. Poi non vi siete molto allenati, quindi? Più o meno, dai, sì. Comunque siete contenti, insomma, di questo secondo? Sì, è stata contentissimo. Bello gareggiare col figlio. Sì, ho tanta situazione, però vorrei che mi ascoltasse un po' di più perché sono convinto che ha potenzialità, che possiamo anche vincere. Se mi ascoltasse un po' di più, speriamo si applichi per la storica, possiamo fare la sorpresa. Sono convinto perché abbiamo fatto degli ottimi tempi in allenamento e ho molta fiducia. Commento tecnico su questa gara, la facciamo dire a lui, commento te. Che sulle regate purtroppo ci vogliono le corsie, perché almeno i 500 metri iniziali ognuno fa la sua partenza, esprime la sua vogata, così vogare con i remi sempre sotto le barche ostacolati è impossibile fare le regate, è impossibile. Noi abbiamo vogato con il remo sotto le barche per 1500 metri, le barche che già ci stavano seguendo ce le siamo trovate davanti e non è giusto. Com'è gareggiare con il papà? Non ti devi mica deprimere, eh? No, anzi penso che vogare padre e figlio sia una cosa bellissima. A volte c'è qualche battibecco, però penso sia normale come tutti i papà e figli. Guarda, credo che una personalità forte emerga proprio con un papà forte. Certo, sì, con un carattere come lui non è molto facile andare d'accordo, però penso che sia un bravo maestro e quindi ogni consiglio è ben accetto, dai. Io sono un appassionato delle manifestazioni, della gente, quindi più volte ho chiesto l'applauso perché ci tengo, perché fare una regata in questo periodo, avere questi campioni in questo periodo non è cosa facile. Anche che Televenezia sia qui con noi è molto importante e la ringrazio, credo, a nome di tutti noi. Siamo contenti soprattutto che il sindaco sia riuscito a rimettere in piedi le regate e sono contento, dobbiamo ringraziare i giudici, i regatanti, l'ufficio regate e quelli che mi dimentico, perché sicuramente dimentico qualcuno, perché inventare, il fare e il portare, realizzare un grazie a tutti. Insomma, anche se per le regole anti-Covid i fuochi sono stati sacrificati, il Redentore 2020 non è stato una festa a metà. Certo, una festa diversa, ma ugualmente bella e piena di fascino e memorabile più di ogni altra. È una 3 giorni certamente diversa, ma che ha rispettato un po' le indicazioni, cioè un Redentore più intimo, vissuto principalmente dai veneziani, ma vissuto, perché anche ieri sera nei campi, nei campielli, sulle rive si è vista comunque gente a tavola, gente che ha voluto vivere la serata o nei ristoranti o comunque organizzandosi in modo ordinato, in modo però sereno, e anche alcune sperimentazioni che forse potremmo mettere a punto per il futuro, come la musica itinerante sulle piccole galleggianti che ha allietato un po' la serata, si sono rivelate positive. Ecco, quindi il nostro ponte, il ponte del Comune di Venezia, è stato molto frequentato, questa volta un giorno in più del solito,
e credo che sia stata anche questa una idea giusta del sindaco e dell'amministrazione comunale. Quindi certamente un Redentore comunque che mi sembra si possa archiviare positivamente, però direi un Redentore come era previsto, molto diverso, e speriamo tutti che sia l'unico, perché comunque i fuochi sono veramente gran parte del Redentore e Venezia merita di rivivere il Redentore che tutti conosciamo. Questo nostro speciale molto particolare sul Redentore, dedicato a questa edizione davvero straordinaria 2020. Alle mie spalle, lo vedete, c'è la chiesa della Madonna della Salute, un altro monumento innalzato per esultare contro la fine della peste, contro la fine di una pandemia, un altro simbolo di una lotta che ci sembra tornare quasi atavica ai nostri giorni, e siamo sul ponte che quest'anno non è una tradizione, quest'anno si chiuderà a mezzanotte. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima edizione.